Con un governo a guida leghista l'autonomia del Veneto avrà la strada spianata. Ne è convinto il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Fa parte del programma che abbiamo condiviso con i nostri alleati, è una cosa che già vedrebbe appunto un unico linguaggio, un minimo comune denominatore che vedrebbe il Veneto con ministri a livello centrale che la pensano alla stessa maniera. Sulla stessa linea il segretario veneziano del Carroccio Sergio Vallotto, eletto deputato nel listino proporzionale. La squadra di parlamentari veneti dovrà lavorare da subito per portare a casa le 23 competenze dell'autonomia da dare in mano a Luca Zaia per far diventare veramente il Veneto autonomo. Per Venezia in particolare è un risultato storico, sostengono i leghisti. Fino ad oggi in questo comune la difficoltà di penetrazione era molto maggiore che nel resto del Veneto. La Lega è il terzo partito in Italia, è il primo partito del centrodestra, abbiamo Matteo Salvini leader di questa coalizione, una coalizione che potrebbe anche avere i numeri per governare, ma soprattutto è un risultato eccezionale per la mia città, per Venezia. Abbiamo una Lega secondo partito in comune, una Lega primo partito della provincia.